L'amore è l'attaccamento al lavoro. Amore è legge di vita, motivo di vita, senso di vita, ma anche eros e thanatos, di perdita, di annullamento. Dedizione al lavoro come unica dimensione di dignità, unico modo per sentirsi uomini, di dare soffio vitale ed espressione ad ogni sorta di materia. Questa è una storia vera. È la storia di Orazio Di Grazia, contadino, nato a Linera nel 1923, da padre carrettiere e madre sarta. Ha vissuto con 5 fratelli, ma 3 di loro ora sono morti. Non si è mai sposato. Il suo unico amore, una certa Graziella, che in primo tempo gli aveva giurato amore eterno, credendolo morto in guerra, si rassegnò a sposarsi con un altro, un suo ricco cugino, che però non amava. Quando scoprì invece che lui era ancora vivo, per il grande dolore non mangiò più e dopo un anno di atroce agonia morì. Buonasera, siamo qui in diretta da Nicolosi per conoscere la storia di Orazio Di Grazia, un vecchietto di 84 anni che conduce una vita un po' inconsueta. Noi lo vediamo sempre con una bicicletta che parte da Catania e arriva a Nicolosi. Diciamo che lui non ha un rapporto vero e proprio con Nicolositi, arriva quasi attaccato a Nicolosi perché lui ha una piccola casetta qua sul territorio di Mascalucia, vicino, diciamo, al nostro cimitero. Stanno a bruciare la casa dopo, è sempre a Bissau, ma non è che io si cucca dopo. E dove si corica? No, io a poi se ne scende. Era un tipo nervoso che non tanto facile di poter discutere. Questo me lo ricordo perché veniva un sacco di volte a comprare la frutta. E ho chiesto una volta, ma che porta la mattina? Portava patate, queste cose, e venivano a paese. Questo qua aveva un deposito vicino a casa mia. Adesso un negativo, e aveva questa casetta un po' malafatta, diciamo così. Portava le patate, ne scendevano ruote e va a caricare l'auto. O qualche persona si fermava per darci un aiuto, ma io l'aiuto non ne voleva nessuno. Una volta ci l'hanno investito, si ruppe, si fece un taglio, un orazio. Signore mia, si pigliava la faccia del vuoto, tutto un abbraccio e si quedava a camminare senza guardare nessuno in faccia, perché quando camminava lui, camminava con la testa in giù, non toglieva mai la strada. La mattina si faceva le 3 e 4 di mattina e se ne abbandonava tutto. E se lei vedeva che cosa aveva da Inza, lei era una cosa impossibile perché aveva cucine, bombole, sia patate, oppure portava altre cose che io non voglio sapere perché certe volte immucciava e dimenticava di canto, non so. Chi era il suo grande amore? Era una ragazza Com'era? eccezionale, buon carattere, lavoratrice. Suo padre ci voleva dare a Nauro, non a me, perché tu devi pigliare a chilo. E così che le creature che io voglio Orazio Unembi. Io poi vado andare a guerra che poi lontano. 2 anni non avevo notizie, non c'era corrispondenza. Sicilia e continente. Una volta che ero da suo padre, che cosa dice? Dice, io dico un mazzare ragazzi, tu devi pigliare questa cucina.
se nunca tirato fuori. Le creature dicono no, io Orazio nunca mi stai schietta. Hai un mozzaro, mi stai schietta. Un mozzaro in guerra, mi stai schietta. Perciò le creature resistevano un anno e mezzo, persecutavano un anno e mezzo. Tirato fuori, e pigliare qui. Quando passavo un anno e mezzo, stavo fuori, le creature fuori, che era casa e travaglio, senza casa, a pazzere. Ma non che gli si trovava a unirsi con chi, no, non lo voleva affatto. Quando tornai, mia madre, poveretta, dice, sai che Graziella ha bisogno di sposare, suo padre ha bisogno di sposare con chi la cucina, e stavo fuori. Perciò, quando si chiese mia madre, questo Dio ha vita. E allora, che cosa è successo? Le creature si pigliavano da cuore, non mangiavano, si pigliavano una malattia, non so come viene chiamata. Questa malattia le creature morsi. Vede che sfortuna, per me che era la mia vita. Gli altri non ne hanno cercato, ma c'è stato qualcuno che mi ha cercato a me, non mi volevo unire qui a nessuno, per rispettare le creature che se ne io. Se ne io, non si posso godere la vita, io non si posso godere, ma io mi voglio godere. Lei scende da Nicolosi e arriva a Catania con la sua bicicletta. Cosa fa? Io sono uno che lavoro 16 ore al giorno. Ora, accattai sul terreno che è Nicolosi, 60 anni fa, che sai, una volta che mi accattai il terreno qua, sento il dovere di lavorarlo. Come si lavorava una volta, ora dietro. E così che faccio il lavoro, quando sono cane, a chiamare cosa, faccio un po' di lavoro, scendo a casa e passo a aiutare. Ma lei ha 84 anni, come fa a fare tutto ciò? Io ancora lavoro con disinvoltura come lavoravo 60 anni fa, quando avevo 20 anni, 25 anni. No, non mi piace, un raggio non mi piace. Ora vengo da Catania, non è che io sento che ho fatto questa strada, mai al mondo, come non avessi fatto niente. Anzi, l'ultimo 2 chilometri sento un po' di sollievo. Strada con la bicicletta, quando ne ho fatto, che sai di un corridore, non è che si diceva che avevo fatto 10 volte il giro del mondo, io invece l'ho fatto 14 volte, io due corridori, io sono contadino, da 6 mesi mi faccio un anno di lavoro, magari che mi piglio un po' di tempo a girare, a bicicletta, ma il lavoro nella campagna l'ho fatto.